anziano si chiamava Pietro Raccanelli, classe 1884, cavaliere di Vittorio Veneto. Ha combattuto nel Montagiolone con l'armata del Grappa nel 139° e 140° reggimento della Brigata Bari, in qualità di portaordini. In famiglia è rimasto il ricordo di un episodio che lo ha segnato per tutta la vita. Durante la consegna di un ordine in una trincea di prima linea fu coinvolto in un attacco e rimase per giorni costretto a sopravvivere assieme ai commilitori, riparandosi in varie trincee senza poter bere, perché l'acqua era finita. Concluso l'attacco, raccontava che per poter dissetarsi fu costretto a spostare la testa di un caduto da una pozzanghera. Giunto al campo base, prese fra le mani il primo contenitore contenente i liquidi che trovò e, nonostante le grida dei presenti a desistere e a bere con moderazione e calma, lo trangugiò tutto d'un fiato. Fortuna volle che si trattava di caffè, cioè di un liquido bollito e non di semplice acqua, forse inquinata. Il destino di quanti, come lui, bevvero avidamente semplice acqua fu terribile, destinati a soffrire di forti spasmi, alcuni fino anche alla morte. Da quel giorno, fino alla sua morte, avvenuta a inizio degli anni 70, quando andava a dormire, non mancava mai di portare con sé un bicchiere di acqua, che metteva sul comodino e che spesso, durante la notte, non toccava neanche.